si scontreranno la Steaua 2005 con attenzione intanto a questo tiro e al gol improvviso da parte del Momis Pub. 1-0, colpo di testa, sponda e poi gol del vantaggio per la squadra ospite. Larga ancora sulla sinistra, quindi verticalizzazione per Liguori che prova questo 1 contro 1, va alla conclusione Liguori e arriva anche il gol del 2-0, doppietta personale per Luca Liguori e il Momis Pub cerca di allungare in questo inizio di partita. Quattrocchi che riceve da Giuliano, Quattrocchi 2 contro 1, si può portare la palla sul sinistro, va alla conclusione e la conclusione è quella che porta la partita sul 3-0. Quattrocchi, un gol bellissimo e il Momis Pub è già sul 3-0. A destra ancora per il Momis Pub che prova ad andarsene sulla destra, lato contro l'area di rigore, ora entra in area Quattrocchi, conclusione ed è il gol del 4-0, doppietta anche per Carlo Quattrocchi dopo quella di Luca Liguori, ovvero Di Lorenzo del Momis Pub. Poi verticalizzazione verso il numero 6 che davanti alla porta va a siglare il gol del 5-0, segna anche Davide Antonelli, il Momis Pub di Raga. Sulla sinistra, niente da fare però, recupera ancora Liguori che se ne va, Liguori se la porta sul sinistro, poi lascia il numero 11 che va a siglare il 6-0, segna anche Cicconi di Raga, veramente il Momis Pub che a questo punto è vicinissimo al quinto successo su 5 partite. Supera centrocampo, Leli perde la sfera, la recupera Quattrocchi, se ne va Quattrocchi tre quarti campo, Quattrocchi fa tutto da solo davanti alla porta, Quattrocchi fa fuori anche il portiere e lo salta segnando col sinistro il 7-0 che chiude a questo punto la partita.